Lui non c'entra niente, prova di fatto che farà anche una conferenza stampa appena possibile quando avrà parlato col giudice per spiegare tutte queste situazioni. Marco Gaiba intende chiarire al più presto la sua posizione prima con il giudice poi alla stampa, perché quelle accuse cadute sulla sua testa pesano come un macigno. Secondo la procura di Catanzaro, a capo dell'inchiesta sull''ndrangheta, Gaiba avrebbe fatto da prestanome per creare società che sarebbero servite all''ndrangheta per riciclare il denaro della malavita. Ma chi lo conosce non crede a tutto questo, come Alessandro Lunian, che oramai da quasi 15 anni è legato a Marco Gaiba non solo dalla passione per il calcio e la guida dell'FC Union Pro, ma anche da una profonda amicizia. Per poche persone sarei pronta a mettere la mano sul fuoco, ma per Marco lo farei sicuramente, afferma Lunian. Addirittura è parte lesa, si è trovato coinvolto suo malgrado in questa brutta faccenda, nel suo DNA sarebbe impossibile pensare che qualcuno gli potesse fare una cosa che non va bene. Gaiba ora si trova agli arresti domiciliari, poche le persone con le quali può parlare, a loro ha espresso la sua estraneità ai fatti e la sua completa innocenza. La società di calcio di cui è presidente sulla pagina web ricostruisce i fatti che risalgono al 2012, quando, si legge nella nota, Gaiba ha avuto delle quote in una società che aveva creato a Cirò Marina, con una persona che ora è stata accusata di far parte dell''ndrangheta. Quando ha capito che però la cosa non era, non recuperava i soldi e addirittura la cosa non gli piaceva, a un certo punto ha cercato di rientrare delle quote, ma questa persona non aveva i soldi per dargliele, e allora lui, pur di liberarsene, gli ha lasciato tutto quanto. Vedersi sbattuti in prima pagina con accuse così pesanti fa male, continua Alessandro Lunian. Speriamo che il prima possibile Marco possa chiarire la sua posizione, anche se la sua immagine ormai è macchiata, ma l'unica sua colpa, se così si può dire, spiega il dirigente, è quella di aver avuto fiducia nelle persone sbagliate. Ci crede nelle persone, non è andato a valutare alcune cose che sarebbe stato meglio magari controllare con che persone aveva a che fare. In queste ore nella chat della società tanti messaggi di solidarietà e vicinanza di allenatori e dirigenti dell'FC Union Pro nei confronti del loro presidente. Noi lo aspettiamo, dice il direttore generale della società, e anche i genitori degli oltre 400 iscritti, tutti convinti della sua innocenza. Siamo sicuri che questo succederà perché lo conosciamo.